Eccoci qui per la beauty box di questo mese di giugno. Allora, prima di iniziare vi dico che sulle labbra ho questo rossetto di Nabla che è Platinum, mentre gli occhi li ho truccati con la palette di Porvida, Lolita, qualcosa del genere, di KVD Vegan Beauty. Poi volevo farvi anche un altro annuncio per quanto riguarda la beauty box. Questa per me per il momento è l'ultima beauty box, ho disdetto l'abbonamento e i motivi che mi hanno portato a disdirlo sono il fatto che dopo 1 anno e mezzo che prendevo questa box più o meno ho visto i prodotti che mettono dentro e qualcuno l'ho usato, qualcuno l'ho gettato via perché non faceva parte dei prodotti che uso. E poi cosa vi devo dire? Poi anche il fatto di spendere questi 20 euro al mese senza sapere cosa ci trovavo dentro mi ha portato, non era più una sorpresa da dire adesso vedo cosa c'è, ma era più un pensare adesso uso questi prodotti e mi sono accorta che se non mi soffoco prima mi sono accorta che non utilizzavo molto i prodotti. Ho preferito provare a eliminare l'abbonamento, visto che avevo l'abbonamento mensile, fra 3 mesi, 6 mesi se voglio posso riprenderlo, ma per il momento ho smesso di ricevere questa box. In teoria il mese prossimo di luglio non dovrei riceverla, anche perché adesso hanno cambiato la politica della spedizione di queste box, che qui dentro c'è questa cartina dove indicano che hanno smesso per tutto quello che sta succedendo, hanno smesso di inserire la carta, quella delle spiegazioni dei prodotti, perché pensano che siano un portatore di virus. Cioè, io la trovo una cosa sbagliata, nel senso che come può essere portatore di virus la carta che spiega i prodotti, possono esserlo anche i prodotti, per cui secondo me è un'idea sbagliata. Comunque hanno detto che per sapere i prodotti che ci sono al suo interno adesso dovrebbe arrivare un'email che ti spiega quali prodotti ci sono al suo interno, che dovrebbe, su questo biglietto c'è scritto aspetta l'email, tieni d'occhio le email. Sinceramente sono già 2 giorni che questa box mi è arrivata e non ho ancora visto praticamente niente. Poi un'altra cosa che volevo controllare togliendomi dalla box è vedere se continuano ad arrivare gli sconti che mi arrivavano. Praticamente ogni 3 giorni fino ad adesso mi arriva un'email sconto di qua, sconto di là. Adesso voglio vedere se, non avendo più la beauty box, continuano ad arrivarmi queste proposte di sconto. È tutto da vedere, visto che come mi sono tolta posso riattivarla, per cui tutto da vedere come procede anche il discorso in questi mesi. Ci do un'occhiata in questo senso, anche perché questa box è bella, niente da dirsi, però per dirvi, questo doccia non è uguale a quelli che ho già ricevuto, però questo sarà sicuramente il 4° che ricevo come doccia. Lo uso, mi piace, per cui ho imparato che è un bel prodotto. Se voglio lo acquisto sul sito di Look Fantastic, però sulla box continui a mettermi, non c'è un prodotto nuovo, c'è questo doccia che continua a girare. Per me, che è da 1 anno e mezzo che la prendo, mi ricordo che questo doccia, per quanto buono sia, per quanto soddisfatta sia, che so che è un prodotto che uso, resta sempre il fatto che non è un prodotto nuovo, ma è un prodotto già visto, già conosciuto. Per cui c'era un po' di contrasto se continuare ad avere questa box. Nel frattempo vi dico che io ho tolto l'abbonamento e mi sono presa una cosa scontata che mi piaceva, che volevo prenderla, per cui ho deciso di provare
a fare questo risparmio di questi 20 euro, perché io avevo l'abbonamento mensile, per cui era 20 euro al mese fisso. Se si vuole prenderla con meno soldi si devono fare gli abbonamenti per 3 mesi, 6 mesi, un anno. Ma quella volta che ho fatto l'abbonamento ho detto beh, la proviamo un mese, vediamo se mi piace, poi ho continuato per un anno e mezzo e adesso ho detto basta, anche perché vicino a dove ho la dicitura dell'abbonamento c'era il tastino annulla l'abbonamento. Io ci ho schicciato sopra e mi hanno scritto sopra una dicitura che l'annullamento è andato a buon fine, che probabilmente potrei ricevere un'email nei prossimi giorni. Adesso per il momento l'email non l'ho ricevuta, io spero che abbiano capito che non la voglio più per il momento. Allora, comunque, questa box è fatta così, rispetto alle altre non è la scatola in cartone, ma è questa confezione in beauty case, si apre con doppia cerniera. Qui c'è, beh, il colore è bello e qui c'è il logo di Look Fantastic e questi sono i prodottini di questo mese. Andiamo a vederli, anche perché adesso, per fortuna che questo mese riconosco, so capire subito cosa trovo al suo interno, perché spesso e volentieri mi è stato utile anche il libricino che adesso hanno tolto per scoprire qualcosa di più e anche che prodotto c'era al suo interno. Comunque questo prodotto è un balsamo labbra, un classico burro cacao, perché vedete è proprio il colore del burro cacao, con la protezione 30 e se non sbaglio anche questo era un prodotto, era una cosa che controllavo sul libricino, il marchio del prodotto, perché spesso c'è scritto il marchio, ma ci sono altre diciture che sono più o meno della stessa grandezza e non riuscivo a capire qual era il marchio. Anche in questo caso non avere il libricino mi è una cosa che non mi piace. Comunque in teoria dovrebbe essere di questo marchio questo stick per labbra con la protezione 30. Poi questo prodotto dovrebbe essere, l'ho tradotto da qui dietro, dovrebbe essere un balsamo labbra per capelli colorati. In teoria, se non ho sbagliato a decifrarlo da dietro, di questo marchio in teoria. John Wood Color, perché non credo che Ever Mask questo dovrebbe essere, o che è anche una maschera per capelli, comunque sta nella classifica dei balsami maschera per capelli. Poi una cosa che mi piace è questa spazzola, è di questo marchio Glove. Mi piace questa spazzola perché ha i denti sia più lunghi che più corti, tipo i Tanzening, quelli che si trovano da Sephora, che io ce l'ho e mi trovo bene a districare i miei capelli per il discorso che ha questi denti più lunghi e più corti e mi tirano meno i capelli, avendoli anche ricci, facendomi la permanente però per averli ricci, mi trovo meglio a districare i nodi che si possono formare. Comunque è molto molto carina, l'unica cosa è che quelle di Sephora hanno anche il coperchio sopra per proteggere i dentini, mentre questa non ce l'ha. Come vi dicevo anche prima, c'è questo doccia di questo marchio, Malt Brown, già provato altre profumazioni, mi sono sempre trovata bene, mi piacciono proprio sia come lava che come sono le profumazioni di questo marchio. Questo è cipresso? Cipresso riesco a decifrarlo, poi se è fel, questa dicitura qui non so cosa significhi, comunque di solito anzi lo apriamo. Beh, la nota principale che si sente è proprio quel profumo di aghi di pino, di aghi di cipresso, per cui questo è la nota che si sente principalmente, per cui buono anche questo da provare. Poi, penultimo prodotto, c'è della Polar questa
questa crema solare con protezione 50. Io ho quasi pensato di tenerla per adesso, non so se sia corpo o viso, ma visto che c'è la protezione solare potrei benissimo utilizzarla per il viso, oppure per le zone qui, che è dove che di solito qui e qui sulle spalle sono le zone dove di solito mi arrosso, e potrebbe essere una soluzione se vado al mare, che tendo ad arrossarmi queste zone, mettere una protezione di più di quella che uso di solito, perché io di solito su tutto il corpo, dalla testa ai piedi, uso la protezione 30. Questa 50 sarebbe un plus se eventualmente tendo ad arrossarmi. E per finire c'è questa maschera, penso che sia in tessuto, guardando qui dietro, perché è tutto scritto in giapponese, vedete qui non è scritto in, anche qui non è scritto in italiano, di questo marchio in teoria, e anche qui dietro c'è molto riferimento a questa lingua. Riesco a capire cos'è da qui, e comunque dovrebbe essere una maschera viso di quelle classiche in tessuto. Se sia idratante, io penso di sì, perché qui sotto c'è scritto che ci sono 3 oli, cioè c'è la rosa damascata, l'acqua di rosa damascata, l'olio di Yang Yang e l'olio di Rose Gold, che qui sotto, oltre alla lingua strana, c'è anche scritto qui che si può capire più o meno cosa c'è. Per finire, questa qui è la cartolina che vi dicevo, dove ti informano che hanno deciso di fare il libricino in formato digitale, di tenere d'occhio le email, che presto dovrebbe arrivare un'email con le indicazioni di che tipo di prodotti che hanno messo nella box. Io vi dico, sono 2 giorni e l'email la devo ancora ricevere. Ho tentato, per esempio questo, che non capivo cos'era, ho guardato qui dietro e ho scoperto che è un balsamo maschera per capelli, però sinceramente altrimenti non avrei capito niente di cosa fosse. Ok, allora io per questa ultima mia box vi saluto qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!